Nuovo scatto in avanti della macchina vaccinale del Veneto in questo agosto, che diventa il mese chiave per la svolta nella lotta contro il nemico invisibile del virus. Il presidente della regione Veneto Luca Zaia anticipa ancora una volta i tempi. Accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. I centri vaccinali veneti ormai sono rodati, sono pronti ad accogliere i giovani che si presenteranno. L'Uslotto Berica schiera da lunedì 16 agosto in entrambi i centri di Torre di Quartesolo e di Montecchio Maggiore 15 postazioni. Ad oggi, tra vaccinati e prenotati nella fascia età 12-18 anni, si tocca quota 53% nell'Uslotto, ma resta ancora da raggiungere il 47%, vale a dire una fetta di 26-27 mila ragazzi. Fondamentale raggiungerli anche e soprattutto in vista dell'inizio dell'anno scolastico, e poi c'è tutto il tema dei gruppi sportivi. Accesso diretto dunque per i ragazzi, ma l'Uslotto ricorda che per le prossime 2 settimane sono già disponibili 12.000 posti e basta un clic per prenotarsi e non fare code. Intanto nella giornata di venerdì solo al centro di Torri sono 1.000 le prime dosi previste, e per i veneti in vacanza nella regione un'altra novità. Può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULS, ma sempre nel territorio veneto.